Pablo Saavedra, questa dall'inquadratura solo sulla porta. Sì, ha lasciato quella pallina, l'ha lasciata troppo scoperta, troppa sicurezza per quello che invece dall'altra parte il miglior realizzatore della formazione maremmana. Sì, l'italo-argentino, perché ormai è di scuola italiana, ha compiuto insomma la transizione. Intanto arriva il fallo di squadra, il primo per l'Edil Fox. Un gol che ha aperto subito, ha stappato subito la partita. Sentiamo anche gli incitamenti di Federico Paghi, Fabio, in un palazzetto dove non c'è pubblico. No, io sono abituatissimo, qui si sente tutto praticamente senza pubblico, poi oramai dall'inizio della stagione, e Federico Paghi è uno di quei tecnici motivatori. Sì. Sempre dal Santo a ripiegare, a cercare Mattia Ghirardello, prova il tiro da lunga distanza, poi la conclusione questa volta di Andrea Dalla Valle, la parata di Saitta, può ripartire Saavedra da sinistra, chiude la difesa del Breganze con il gol dopo 2 minuti e mezzo di Paul Gallifa Amfrus. Portava subito in vantaggio i rossoneri. Va ora però Mario Rodriguez, tiro, la respinta di Vigarella, può ripartire allora Ghirardello, anche lui tanta esperienza, 29 anni, 5 gol in campionato. Recupera Danna, Stefano Paghi, avanza da sinistra a destra, si fa strada ancora Saavedra, chiuso, centropista per Mario Rodriguez. È chiaro che una partita in questo modo è molto importante per entrambe le formazioni, ma credo per il Grosseto un pochino di più, perché è lì in quella posizione dove può ambire a un posto direttamente in zona playoff, che a questo punto non entrare nei playout per la salvezza. Ecco. A questo punto è anche uno degli obiettivi non dichiarati che si pone in questa finale di stagione. Tanto c'è stata questa pallinata che è uscita fuori dal campo con Dalla Valle, ha respinto, ma Della Valle ha preso una bella botta anche ora. Dalla Valle infatti è costretta a uscire. Primo cambio, entra Pietragostini col numero 5 Pietragostini, lui 18enne, ma tanti giovanissimi. Ma vediamo dalla faccia proprio. Intanto la botta di Stefano Paghi alta, la pallina alta, può rimettere in gioco il Breganze. Fino a questo momento la partita comunque a viso aperto, non c'è stato nessun tipo di tatticismo. Con il circolo pattinatori che deve fare la partita, come dicevi tu, deve comunque essere la squadra che fa la gara, perché se si pone come obiettivo quello di andare oltre quella che oramai è una salvezza che si pare annunciata sulla carta, deve fare qualcosa che durante la stagione si è visto solo nella seconda parte. Spesso e volentieri qui sono venuti degli squadroni, quindi l'atteggiamento era diverso. Parlavi prima di Mario Rodriguez, che è stato fondamentale nella costruzione difensiva della squadra. Adesso la formazione di Paghi, per proporsi come a ambire ai playoff, deve fare intanto Saavedra, questo è pericoloso, ma lo conosco anch'io da tanti anni, Pablo, che recupera palla al centro, Danna, e la spara fuori in seconda battuta. Non c'è un attimo di sosta, dobbiamo stare attentissimi. Intanto Gallifa va a cercare proprio Agostini, ma non ha un buon controllo. Allora Saavedra già dalla parte opposta, va per linea centrale, arriva un fischio, probabilmente un blocco irregolare di Paghi. C'è stato il fischio, arriva anche il time out chiamato dal Breganze. Non so se chiedo a Marcello Bulgarelli se possiamo rivedere il gol che sta decidendo questa sfida, segnato dopo 2 minuti e mezzo. Sta mandando, allora ci manda un po' di highlights, e credo ci sia, Fabio, anche il gol di Gallifa, che insomma che ha fatto benissimo a pressare in quella zona di campo dove Saavedra aveva il vantaggio di coprire la palla, e poi si è fatto praticamente. Arriva, guarda, eccolo qui, questa è l'azione. Saavedra è andato in pressing Gallifa, Saavedra non ha controllato la pallina, perfetta, e poi dai 2 metri nemmeno lì per un portiere con la dedicata, impossibile. Anche se l'arbitro scimpalla, ma si nota benissimo il gioco con la stecca, la piazza lì sul palo alla destra. E questa è una delle ultime azioni con Saavedra, che va al diagonale basso. La doppia occasione per Romeo Danna. Sempre le parate di Garella. Finito intanto il time out,
diciamo così, nella scelta di Paghi dello starting five, Romeo Danna è stato quello più di tutti, insomma, giocatore d'attacco, ma anche come opportunità, lo vedremo fra poco sicuramente in campo per il cambio di passo, Andrea Fantozzi, che spesso e volentieri insomma gioca molti minuti. Fabio, 2 anni fa, quando Danna era al Centro Giovani Calciatori Viareggio, anche lì veniva impiegato da Dolce nello starting five, è l'uomo che ti può scardinare un po' le difese, sia come pattinata molto bella anche da vedere, e soprattutto per gli inserimenti, come si dice, senza palla. Intanto però il Breganze è ancora pericoloso, Saitta in doppia battuta, poi Stefano Paghi in qualche modo allontana la minaccia. E c'era Gallifa che era lì pronto può ripartire sulla ribattuta. La formazione biancorossa stasera in maglia completamente rossa, mentre in maglia bianca il Breganze. Intanto Paghi mette in mezzo, allontana Ghirardello, poi lotta dal Santo, recupera Saavedra, lì non si passa, allora alla meglio il capitano dei rossoneri. Formazione di Enrico Gonzo, per capirsi, insomma, finora l'abbiamo detto, un punto solo in campionato, 44 il gol con quello realizzato da Paul Gallifa a fronte di 108 subiti. Il Grosseto ha segnato nettamente di più, 62 le reti fatte, 85 quelle subite, ma soprattutto ha 21 punti in classifica. Tanto si lotta ancora, recupera la pallina per un attimo Rodriguez, poi arriva Ghirardello, prova il tiro, la parata di Michael Saitta, c'è possibilità di contropiede, ma la difesa del Breganze è rientrata. Saavedra prova a mettere in mezzo, c'è un tocco, però ma l'arbitro ha fischiato la trattenuta probabilmente di Saavedra, probabilmente contro Paghi. Sì, ma non ha dato il fallo di squadra. Situazione falli che vede 2 falli per i ciclopattinatori e 1 per il Breganze. Fino a questo momento insomma non sono un fattore. Va ancora Ghirardello, cercare Paul Gallifa, sempre Ghirardello, arriva un fischio, probabilmente ha stazionato nella lunetta del portiere lo spagnolo, e quindi la rimessa in gioco è per il Grosseto. Parte Stefano Paghi, vicino a sé Saavedra, servito ora Rodriguez. Deve ragionare un po' di più Fabio, la formazione biancorossa, non so cosa ne pensi, anche perché mi sembra che il Breganze si difenda ancora con un po' ordine. Sottotono ora questa azione portata da Saavedra, poi con la conclusione di Romeo Danna che resta, gli stradica via la palla, parte via Ghirardello. Ora dal Santo, bloccato, lascia il contropiede, parte Stefano Paghi, non tira, prova a servire a rimorchio Saavedra, ma anche lui chiuso. Va verso Danna, si riparte allora da Mario Rodriguez quando mancano poco meno di 17 minuti alla prima sirena. Va al tiro Saavedra, palla considerata alta. La rimessa in gioco sarà per il Breganze. L'arbitro, ricordo, Roberto Giovine di Eboli e Franco Ferrari di Viareggio, i 2 fischietti. Il Breganze che insomma sta interpretando bene la partita, perché non lascia effettivamente la possibilità di correre in campo aperto all'Edilfox, che come manovra non è particolarmente rapida, non è efficace in questi primi minuti, quindi Breganze che sta imbrigliando la formazione di casa. Sì. Siete allora decide di partire dalla propria metà pista, ora va a Saavedra, cercare Danna, sempre però a ripiegare, poi Paghi chiuso dal Santo, Paghi al tiro, vola Bigarella e poi Saavedra, la conclusione, arriva un fischio. Probabilmente qualche trattenuta, qualche spinta in area, ma niente di che. Bigarella comunque c'era arrivato. Sì, era andata la parata senza problemi, mentre è uscito intanto si prepara dalla Paul panchina. Gallifa, è uscito Paul Gallifa in del pista Breganze. Pietro Battaglini. Anche Pietro Battaglini, 19 anni, quindi altro giovanissimo della cantera. È pronto breganzese. Pronto il primo cambio anche per Fantozzi, è pronto. Fantozzi si è svestito a entrare in pista anche lui, faremo vedere al posto di chi. Intanto Saavedra manovra, cercare Rodriguez, se ne stanno andando i primi 10 minuti, match godibile in Viale Mercurio, la pista dell'Edil Fox.
Ora Rodriguez, Stefano Paghi va a chiuderlo proprio Battaglin, ma Paghi rimane in possesso, poi finisce a terra e Battaglin si becca il cartellino blu. Intervento di Battaglin considerato dall'arbitro Giovine troppo irruento e quindi blu per Battaglin. 9 minuti e 40 di gioco. Quello che conta però è che il Grosseto andrà a battere la punizione di prima Con Saavedra. Saavedra ha già preso possesso e lui un della po' pallina. lo specialista, anche se non ci sono percentuali altissime no. in Le diciamo nessuna, dopo, però, nessuna nella stagione dei biancorossi. Però Saavedra è anche il miglior marcatore della squadra, sì, questo sarà possiamo lui. dire, insomma, già 20 gol in stagione. Tutto pronto? Si aspetta solo l'intesa degli arbitri quando alzerà il braccio Roberto Toti. Potrà partire Pablo Saavedra, le finte davanti a Bigarella che para la conclusione. Adesso 2 minuti di power play per il Grosseto, si conferma insomma la percentuale scarsa, 2 su 11 per l'Italo Argentino dalla punizione di prima. Sì, è leggenda anche statistica, insomma, per chi le vede anche le partite, anche power play, pochissime occasioni anche in stagione per la formazione allenata da Federico Paghi, anche di giocarsi dei power play. Quindi una delle rare occasioni le vediamo qua adesso proprio contro il Breganze. Vediamo se ci saranno possibilità in questi 2 minuti. Intanto ha provato l'assist Stefano Paghi proprio per Saavedra, che è andato all'impatto ma non è riuscito a centrare lo specchio, mentre commette in fallo un attacco proprio il Maremmano, e quindi ci sarà la rimessa in gioco da parte del Grosseto, scusate, da parte del Breganze. C'è Gonzo che si lamenta abbastanza, avrebbe chiesto anche un cartellino da parte degli arbitri. Ma non mi sembrava un fallo così netto, i due si sono agganciati. Tanto che comunque l'arbitro è dovuto andare a parlare con l'allenatore del Breganze. Ah, scusate, mi sono sbagliato, non c'è Bigarella ma in porta c'è Zanfi, e quindi mi ero confuso io con il numero. C'è il numero 23 Marco Zanfi e non Andrea Bigarella. Questo errore. Intanto il Grosseto attacca, poi finisce a terra Stefano Paghi, la scivolata, e quindi la rimessa in gioco sarà per la formazione veneta. Tanto continuano le proteste a parte dalla panchina del Breganze, insomma non hanno preso bene questo cartellino blu. Anche su questa scivolata di Paghi c'è stata qualche protesta. Comunque questo power play ancora sì, c'è ancora qualche secondo. L'azione d'attacco, Danna in area, prova Nazzi, schiaccia, para Zanfi e poi il gol di Pablo Saavedra. Pareggia il Grosseto, qui ha fatto di tutto Marco Zanfi, il 20enne Marco Zanfi, ma poi alla fine nulla da fare con Saavedra, che è riuscito a trovare lo spiraglio giusto, a impattare la partita. Lo rivediamo qui, la parata, anzi la doppia parata poi sul primo palo, la porta è rimasta sguarnita dal Santo, non è riuscito a metterla a respingere e Saavedra l'ha messa nel sacco. Ha pareggiato dunque il Grosseto, poi ancora contropiede bloccato da numero 5 Pietro Agostini, che scatta subito un attacco. Una partita che va a vampate, Fabio, perché qui insomma le squadre non hanno nulla da perdere, come si dice, se non quello di mettersi in mostra, soprattutto cercare di fare il meglio possibile. È entrato in pista anche Andrea Fantozzi e ha preso il posto, mi sembra, di Stefano Paghi. E soprattutto è arrivato il gol 1-1, vediamo ancora più aperta magari la partita. La steccata qui di Mario Rodriguez con deviazione. Si lamenta perché c'era un tocco di un difensore, infatti gli arbitri, un cenno di intesa. Ricordiamo che da alcune settimane sono muniti di auricolare anche loro, possono parlarsi, e quindi per evitare errori ci sarà la rimessa in gioco per il Grosseto. La botta sempre pericolosissima
di Mario Rodriguez. Adesso Danna sull'esterno della rete, recupera ancora l'argentino Rodriguez per Paghi che va in velocità, chiuso da Gallifa, poi non ha un controllo Saavedra, entro 5 secondi la pallina deve ritornare oltre a metà campo, non ci riesce Rodriguez e quindi possesso. Quest'anno Rodriguez forse molto, molto poco impegnato appunto su queste botte dalla distanza, molto più concentrato sulla fase difensiva. Sono arrivati anche pochi gol da parte del campione argentino, però veniva da una stagione dove era stato molto infortunato. Esatto, infatti questa stagione pure gli infortuni lo hanno limitato, ma ha stretto i denti insomma alla grande, perché tutti i trittico di partite più importanti le ha giocate tutte. Tra l'altro Fabio, l'ultimo gol, anzi l'unico gol dello scorso anno lo segnò nell'ultima partita giocata dal Follonica a Valdagno, poi si interruppe la stagione e quindi è tornato quest'anno con più motivazioni, possiamo dire, sulle piste Maremmane. Non si è allontanato molto, no, diciamo una 35 di chilometri. Vediamo che c'è una buona colonia di follonichesi in questo Grosseto, ma anche la scelta insomma di una certa esperienza, anche se sulla carta, come si ricordava anche nell'intervista prepartita, il pedigree non era tale da far pensare che questo Edil Fox Grosseto avesse vita facile in A1. Cioè, noi siamo molto contenti insomma che abbia fatto così tanti punti, perché 21 punti sono tanti. Certo, ma il presidente Stefano Osti della formazione maremmana e lo stesso Federico Paghi sono affidati a gente che conoscono bene. Intanto Saavedra ha recuperato, entra in area, prova il tiro, ma Zanfi, bravissimo, va alla parata. Poi riparte allora il Breganze con la conclusione di Ghirardello, respinta da Saita. Sì, quello che dice è giustissimo, però è chiaro, insomma, tutti i giocatori che in esperienza in Serie 1 insomma ce l'hanno, a parte pochissimi come lo stesso Michael Saita, ma aveva giocato a Correggio e quindi insomma era anche a Scandiano, quindi era giocatore che conosceva bene la categoria. Intanto arriva il secondo time out sempre chiamato da Enrico Gonzo. Della costruzione della squadra, l'Edil Fox oltre a imbroccare insomma, come si dice, gli stranieri, anche se erano stranieri sicuri perché venivano appunto da 30 km da Grosseto, quindi erano persone che si conoscevano, è riuscito a creare questa mini colonia di follonichesi che si sono integrati molto bene. Diciamo, sembra una squadra che la 1 l'abbia già giocata, anche se con il complesso è comunque una squadra neopromossa. Tanto rivediamo qui l'azione della punizione di prima di Saavedra, la parata di Zanfi e poi alla fine arriva il gol con il portiere veneto che le tenta tutte e ha provato una parata anche da non Luc da dietro, dietro. Ma Dal Santo si è visto scavalcare la pallina e rimbalzava più lesto di tutti proprio Saavedra. 21esimo gol in campionato, una stagione fantastica per il 32enne Pablo Saavedra, una vita in Italia, esperienza anche a Prato, poi appunto Follonia, poi emigrò in Francia, è per quello che ci ha messo un po' di più per diventare italiano, ma ora è diventato di scuola italiana, si è sposato qui in Italia e quindi i figli sono nati qui. Può ripartire allora Danna, tenta di incunearsi, finisce a terra, non c'è fischio, recupera Gallifa, cercare Dal Santo, poi mette in mezzo ma non può arrivarci lo stesso Gallifa. Allora il Grosseto recupera senza nessun problema Stefano Paghi, vicino a sé Danna servito, cercare Fantozzi. Poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo che ci ha già regalato diverse emozioni. Come ricordiamo, una partita importante fra due squadre che hanno obiettivi sostanzialmente diversi. Il Breganze è quello di presentarsi ai play-out con un bottino di punti un pochino più decisivo dell'unico fin qui racimolato in campionato. Il Grosseto invece è lì che lotta per un posto addirittura nei playoff o perlomeno agli spareggi. Intanto la parata di Saita che va a dire di no proprio a Gallifa, anzi era stato Ghirardello
recupera pallina dal Santo, non disdegna il contropiede Fabio, la formazione veneta. Ha messo Compagno dentro Gonzo, la squadra adesso corre di più, dopo il pareggio non si sono chiusi, la stanno giocando, e quello insomma che poi che ci aspettavamo per una squadra che con un punto solo non specula assolutamente. Quindi la gara adesso si corre di più, sono più spazi, e Saita ha dovuto fare un intervento provvidenziale per evitare il secondo vantaggio del Breganzi. Vediamo 1-1 alla rete di Gallifa, ha risposto Saavedra sfruttando l'azione del power play per il cartellino blu concesso a 9:20. 1-1, situazione che tutto sommato è molto equilibrata per il momento, con chiaramente per il momento una partita che prova ad attaccare, a fare di più la partita. Fantozzi la girata in questo istante, quindi recupera nuovo possesso per il Breganzi con il capitano Dal Santo, Stefano Dal Santo, che ha deciso insomma di sposare la causa del Breganzi, anche se c'è stato sostanzialmente un ridimensionamento, ma succede. Intanto Compagno si aggancia con Stefano Paghi, arriva il fallo, il time out e anche il time out da parte di Paghi. Non so se lo sentiamo perché il suo vocione inconfondibile, Fabio. Ma qualcosa si sente, siccome lo pesco sempre, tutte quante le volte che sta nel time out si sente sempre. Questa sera si è messo la mascherina, quindi con la diretta della federazione sentiamo meno. Non si sente meno. Tanto abbiamo rivisto alcune immagini. Ricordo, 19ª giornata, l'ultima partita di questo turno, un turno interessantissimo perché insomma ci sono stati dei risultati, non dico a sorpresa, però che hanno fatto appunto pensare, come la vittoria del Sandrigo a Sarzana 3-2, che ha cambiato un po'. Eccoli qui, grazie a Marcello Bulgarelli, questo nel dettaglio tutti i risultati. Lodi che ha vinto a Montebello, una pista non facile, così come il Forte Marme a Monza. Il punteggio la dice lunga di come è andata la partita. Poi il Follonia ha regolato lo Scandiano 4-2, il Sandrigo, questo è il risultato della giornata, 3-2 a Sarzana, ma lo stesso BDL Correggio che ha messo sotto il Valdagno per 5-3. Poi nel derby veneto il Trissino sempre per 5-3 ha battuto il Bassano, quindi una classifica veramente corta, a parte le prime due posizioni, poi il resto è lì in una manciata di punti a giocarsi la miglior posizione nella griglia playoff e anche per i playout. Sono almeno 3-4 squadre che possono contendersi la posizione. Intanto va Andrea Fantozzi, il tiro blocca addirittura in scivolata Gallifa, poi arriva un fischio, c'è il fallo e quindi Grosseto che rimane in zona d'attacco. Quarto fallo anche per il Breganzi. Si pareggia anche qui, 4 per parti. Va Stefano Paghi, inseguito da Filippo Compagno. 5 secondi. Fantozzi ha provato il tocco addirittura da Anna, ma Zanfi non si è fatto sorprendere. Dalla parte opposta proprio Compagno che cerca di impostare, ma chiuso da Paghi che commette anche fallo. Proprio Gonzo lo sentiamo che sta dando indicazioni ai suoi giocatori, Fabio, il tecnico che è subentrato allo Spagnolo. Intanto un palo esterno, sì, da parte colpito del capitano. dal Santo. Dicevo, Enrico Gonzo è subentrato in corsa allo Spagnolo, al catalano Sergi Punzet. Anche qui una scelta conservativa della società. Chiaro che si tenta di cambiare qualcosa quando arrivano troppe sconfitte consecutive, ma la squadra, come dicevamo, insomma, nelle ultime giornate ha fatto vedere dei netti miglioramenti. Va Paghi, meno di 7 a chiudere il primo tempo. Pallina per Fantozzi.
il tiro a mano aperta da parte di Stefano Paghi di Zanfi. Recupera allora Dal Santo, a cercare Gallifa, inseguito da Fantozzi, poi la pallina per Compagno, ma è più lesto di lui Stefano Paghi che avanza, prova anche la conclusione, la palla deviata. Dal Santo subito dalla parte opposta, non c'è un attimo di sosta. Dal Santo per Compagno, un'imbeccata magistrale sul secondo palo, ma il giovane Compagno non se ne ha avuto un'ottima opportunità per non è riuscita a fare un buon controllo. Scusate il gioco di parole, mi è venuto da solo. Tanto Paghi per Rodriguez, ora Fantozzi, Danna, sembra un ritmo leggermente calato. 15 secondi per l'attacco dell'Edifox, che sì, non riesce ad accelerare la manovra. Adesso andrà un tiro dalla distanza se riesce. Provato a costruire per Danna, che occupa spesso e volentieri l'area. Tanto nuovi cambi, è tornato in pista Andrea Dalla Valle, che si è ripreso dalla pallinata che abbiamo sì, visto sotto i nostri occhi. Il dolore c'era, perché questa pallina può viaggiare anche a oltre i 100 km/h. La pallina vulcanizzata, come ci dice sempre il nostro amico Domenico Tomba da Valdagno. C'è da rimettere in gioco la sfera. 5 minuti, 1-1. Sì, siamo un mini supplementare. Recupera la pallina Gallifa, mette in mezzo, per poco Dalla Valle non ci arriva. Rodriguez recupera, questa è una buona occasione. Sì, questa Dalla Valle aveva qui come compagno un'opportunità per dare una stoccata decisa. Intanto Saavedra per Paghi, Fantozzi, tenta di andarsene Fantozzi, ma l'esperienza di Stefano Dal Santo lo tiene lì. Poi Stefano Paghi, il tiro a cercare la deviazione Saavedra, che arriva ma la spedisce. Ci ha messo il bastone, sì, ma la alle palla stelle, è schizzata oltre le protezioni, ma perché la difesa del Breganze sta lavorando veramente bene, non lascia spazi, molto compatta. Recupera allora Dal Santo, cercare in avanti Dalla Valle, poi il rimbalzo premia Saavedra, che tenta di mettere a rimorchio per Paghi, ma chiude la difesa del Breganze. Arriva anche un ingaggio, la pallina schiacciata nell'angolo, mentre esce Andrea Fantozzi, entra Federico Buralli, altro giovane nato e cresciuto a Follone, ma poi esperienze in Nord Italia, anche a Vercelli. Gran tiro per Buralli, recupera però Ghirardello, bloccato proprio dal neo entrato Federico Buralli. Rodriguez capisce tutto, Saavedra, c'è Paghi, ma viene servito Buralli. Ora Stefano Paghi a centropista, scarta un avversario davanti a sé Dalla Valle, ancora Buralli, va al tiro, una gran botta, ma Marco Zanfi è attento e va alla parata. Guantone Sì, per deviare. lo rivediamo, eccolo qui. Quella che è la specialità poi di della casa, sì, praticamente dalla linea di centropista, sicché si parla di almeno 18 metri. Recupera Saavedra, ancora Buralli, chiuso da Ghirardello. Ora Stefano Paghi, Rodriguez, ora Saavedra che spinge, tenta di entrare in area, prova anche il tiro, ma sul primo palo è piazzato Zanfi, nessun problema. Strada chiusa. Dall'altra parte però in area, pericolo, la porta è vuota, ma la spara fuori Andrea Dalla Valle. Aveva fatto tutto bene Fabio, perché aveva saltato nettamente Saitta centrandosi, però poi non ha inquadrato lo specchio. E il portiere a quel punto era fuori causa, a quel punto veramente, quindi registriamo almeno 3 occasioni in questa seconda parte del primo tempo da parte del Breganze, che si sta facendo vedere non solo per la bravura in fase difensiva. Sì. Tra l'altro si lamenta Saavedra perché l'arbitro
Giovine gli ha fischiato un fallo dicendogli che era dentro la lunetta del portiere, ma sembrava un pochino fuori, però insomma era nei pressi, e quindi rimessa in gioco per i rossoneri veneti. Avanza Dal Lago, scusate, Dal Santo, che va anche al tiro, la palla larga, la recupera Stefano Paghi, che poi si rilancia in attacco, ha spazio, tenta di mettere in mezzo, grande triangolo con la conclusione di Buralli, ma lì Zanfi se l'è ritrovata addosso. Che super occasione, mette le mani nei capelli che non ha Federico Paghi. Sì, anche perché il triangolo era venuto perfettamente, ce l'ha trovato solissimo in mezzo all'area Federico Buralli, ma tira a botta sicura. C'era il portiere. Però era da pochi passi, nulla poteva. L'Hailey Fox era riuscito in una delle rare occasioni a far aprire completamente la difesa del Breganze. Buralli, inseguito dalla Valle, blocca tutto Saavedra, ancora Saavedra in mezzo all'area, ma troppe stecche, esce vittoriosa quella di Girardello, che poi va al tiro, lì c'è Saitta, e allora Rodriguez per linee centrali per Buralli, Buralli in area, para Zanfi, non si fa superare. Però negli ultimi minuti Fabio mi sembra che trovi la via della porta con più continuità. Ha qualche occasione in più dopo aver subito almeno 3 occasioni pericolosissime, quindi riesce a correre di più. Intanto c'è attenzione. Rodriguez è andato a contatto con Dal Santo e si becca sanzione. Un cartellino blu Mario Rodriguez. E nell'angolo dove abbiamo la personalizzata c'è stato l'arbitro Franco Ferrari, sta ora parlottando con Federico Paghi, si è lamentato però Dal Santo, ma quello che più conta, manca un minuto e 27 e mezzo. Vediamo il replay di quello che è successo. Ha chiuso sì, probabilmente una manata da parte di Mario Rodriguez a Dal Santo, e dunque cartellino blu. 1,27 dalla sirena dell'intervallo. Rodriguez, e quello che più conta però la punizione di prima affidata probabilmente a Gallifa, staremo a vedere nel Breganze. Intanto c'è il secondo time out per il Grosseto, che in caso non subisca gol dovrà giocare fino alla fine del primo tempo con un uomo in meno. Qui qualche altra azione pericolosa, il tiro di Buralli con la risposta di Zanfi. Stasera sta ricevendo anche buone risposte Gonzo da tutta il suo roster, perché sta puntando anche su abbiamo rivisto intanto l'occasione di Buralli sul triangolo che non è riuscito a realizzare. Ancora qui Buralli che è entrato negli ultimi minuti. 2 opportunità per Buralli dopo una buona fase d'attacco chiaramente del Breganze che abbiamo ricordato, ma ora, come detto, va Gallifa contro Michael Saitta a battere la punizione dai 7,40 metri. Parte lo spagnolo, le finte davanti a Saitta, gol, palla a fil di palo, il Breganze ritorna in vantaggio 2-1 con il gol di Paul Gallifa, doppietta per Paul Gallifa Anfrunz, 14esimo gol in campionato, 6 su 15 dalla mattonella dei 7,40 metri. Adesso Grosseto potrà giocare nuovamente in parità numerica, mentre va a terra Stefano Paghi. L'arbitro Giovine non fa una piega, avanza Girardello, prova il tiro, la parata di Saitta, deve stare attento il Grosseto a non disunirsi in questa fase. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Sì, sta per andare al riposo con la doppietta di Gallifa che lo porta in vantaggio qui a Grosseto, e direi anche meritato per come ha interpretato la partita. Un cartellino blu per parte, ricordiamolo, c'è stato anche il cartellino blu ai danni della formazione del Lanaro Breganze. 30 secondi all'intervallo, attenzione, alza e schiaccia di sempre da parte Gallifa. di Gallifa, è lui il giocatore più pericoloso della formazione rossonera. Va ancora Dal Santo, mette in mezzo, c'è deviazione,
poi da terra addirittura Pietro Battaglin ha provato una nuova conclusione. L'ultimo attacco del Grosseto, non si intendano, ma recupera Danna, prova un alza e schiaccia, la palla rimbalza, poi viene allontanata dal Santo. 5 secondi E allora si andrà a riposo con il Breganze in vantaggio per 2-1 qui sulla pista di Via Mercurio contro l'Edil Fox Grosseto. Ribadisco il punteggio: dopo 2 minuti e mezzo aveva aperto le marcature Gallifa, mentre Marcello Bulgarelli ci sta rimandando i gol. Eccolo qui il vantaggio proprio dello spagnolo. Pallina a fil di palo, nulla da fare per Saitta. Poi c'era stata la reazione del Grosseto, aveva sprecato la punizione di prima Saavedra, ma poi si è rifatto il gol con il power play. In power play, eccolo qui, dopo che Danna si era visto parare un paio di conclusioni. E poi nella nuova punizione di prima è arrivato il solito Paul Gallifa, qualche finta e palla a fil di palo, nulla da fare per il portiere Maremmano. Gol praticamente a 1 minuto e mezzo dalla prima sirena, che porta in vantaggio il Breganze negli spogliatoi. Non so se viene il presidente del ci dovremmo avere Grosseto, un'intervista adesso. Stefano Paghi. Scusate, Stefano Osti. C'è Stefano Osti qui con noi, gli do la... Sì, chiedo a Fabio Lubrani. Lo microfoniamo. Ma ci mettiamo qui davanti, così cercheremo di far parlare in tutta tranquillità Stefano Osti. Eccolo qui. Prego Presidente, se puoi avvicinarti. Eccola qui l'inquadratura di Beatrice Uvelli. Tanto l'aiuto, eccolo qui, possiamo microfonarlo. Io cerco di manteniamo le distanze, ma cerco di stare al solito livello di Stefano Osti. Prego, da questa parte. Allora Presidente, il Grosseto è tornato in Serie A1 dopo 40 anni, 42 mi sembra per la precisione, e sta facendo un campionato importantissimo, forse oltre ogni rosea aspettativa, e si dice che l'appetito vi è mangiando. Sì, è vero che dopo 42 anni ci siamo affacciati nuovamente in A1, abbiamo avuto tante vicissitudini, ci siamo approcciati al campionato con grande entusiasmo e i problemi legati al Covid dei nostri giocatori ci ha messi in difficoltà per un lungo periodo. Nel mese di gennaio ci siamo ripresi e comunque speravamo anche di fare qualche cosina di più, però siamo contenti. Stasera è una partita molto difficile, lo sapevamo, perché il Breganze nelle 18 sconfitte che aveva ottenuto, che aveva appunto ottenuto, solo 2 forse 3 volte con pesanti punteggi, ma tutte le altre se l'è sempre lottata fino all'ultimo, e quindi sapevamo che era un ostacolo difficile, e quindi noi da qui alla fine abbiamo altri 7 finali per cercare di ottenere la salvezza senza play out. Il Grosseto non è solo Serie A1, ma c'è tutta la filiera delle altre squadre. Quest'anno addirittura la decisione di fare 2 squadre in Serie B, una quella più dei veterani possiamo dire, è arrivata alle semifinali della Coppa Italia. Il campionato se la sta giocando, ma insomma poi anche il campionato avrà un seguito, e poi soprattutto il settore giovanile, perché l'obiettivo credo sia anche quello di far rinascere Grosseto e Istica attraverso la propria gioventù. Certo, noi abbiamo scelto di fare 2 squadre di Serie B, una con i giovani rinforzata da Michele Achilli ed una con i veterani, con Tommaso Bruni, 2003 il portiere e il secondo portiere della 1, e quindi stiamo cercando di fare il meglio possibile. In Coppa Italia siamo arrivati a fare la semifinale, stasera c'è il ritorno di Lodi Vercelli, vediamo con chi affronteremo la semifinale. E poi c'è il campionato che potrà portare almeno una squadra del nostro girone a fare la Final 8 per andare in A2.
Vediamo, perché io vorrei andare in A2 dalla B, non dalla 1, e quindi mi piacerebbe poter anche pensare una cosa del genere per avere una squadra di ragazzi da preparare per la 1 e per evitare appunto di dover andare a pescare altrove sempre con giocatori di fuori. Presidente Osti, una domanda scomoda, ma so che insomma so anche la risposta. Grosseto è rinato negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante, perché già nello scorso campionato aveva dominato la Serie A2, in panchina c'era Massimo Mariotti, però la pecca, ma questo lo dico io, non Stefano Osti, è l'impianto. Non che questo non vada bene, però è chiaro che una città da 82.000 abitanti come Grosseto, che aveva il suo palazzetto storico in via Lago di Varano, la famosa Bombonera, è chiaro avrebbe bisogno di un impianto polivalente magari, ma insomma per ospitare quando sarà possibile il pubblico. Qui qualche centinaia e nulla più, c'è una deroga, ma insomma a parte questo è chiaro che va bene per l'allenamento e tutto, però insomma per fare dei campionati importanti servirebbe forse qualcos'altro, ma non manca solo per il Grosseto, manca in generale per la città. Purtroppo la nostra città a livello di impianti sportivi è fornitissima dal punto di vista numerico, lo è un po' meno dalla effettiva fruibilità per le varie discipline, quindi noi dobbiamo farci bastare quello che abbiamo, cercheremo anzi di ampliare la capienza degli spettatori appena dovremo fare un passo alla volta, appena abbiamo sistemato tutto quello che ancora abbiamo in ponte, penseremo anche a quello, abbiamo già un progetto. È chiaro che tutto è legato anche a tutta questa situazione certo, che ci circonda, che impedisce anche di avere dei tempi più rapidi nell'effettuazione di lavori, di avere progetti, di accedere agli enti pubblici, di ottenere quello che ci serve per poter partire. Basta pensare che noi abbiamo il bar-ristorante che è pronto da agosto, non riusciamo a partire perché una volta manca un foglio, una volta siamo arancioni, una volta siamo rossi, una volta, e quindi diventa difficile anche riuscire a formalizzare tutto quello che stiamo facendo. È chiaro che questo diventerà un luogo che noi ci auguriamo possa essere frequentato da tanti giovani. Basta pensare che noi abbiamo un discreto settore giovanile, non certamente come le società storiche del nostro campionato, però purtroppo è un anno che il mini hockey e l'avviamento è fermo, sì. E così come tutte le discipline sportive hanno l'avviamento e le scuole calcio, le scuole di basket, è tutto fermo. Si rischia di creare un vuoto generazionale di tanti bambini che gli viene fatto smettere di fare attività motoria, non la fanno più nemmeno nelle scuole. Speriamo che cambi qualcosa. Io mi auguro spero che cambi qualcosa, e vuol dire che le cose migliorano. L'ultima battuta però sull'attualità: il campionato prosegue, la Serie A1, in testa Lodi e Forte Marmi stanno cercando di andare in fuga. Il presidente Stefano Osti, per chi non lo conosce lo ricordo, è un grandissimo dirigente, è stato direttore generale del Siena Calcio per tanti anni, per dirla una, aveva ricreato il Grosseto Calcio a Grosseto quando ci sono stati dei trascorsi alcuni anni fa, quindi conosce benissimo l'ambiente sportivo. Vedendo tutto il girone dell'andata e già qualche partita del girone di ritorno, la sua favorita o le favorite del campionato? Ma secondo me, se non accade niente di particolare, Lodi e Forte dei Marmi si giocheranno fino alla fine lo scudetto, tant'è vero che poi non c'è lo scudetto diretto, ma ci saranno i playoff, quindi mi auguro che non avvenga niente a livello di decisioni governative che impediscono anche quest'anno di terminare la stagione. Io me lo auguro, perché sarebbe veramente un peccato. Ecco, questo tutto qui. Bene, ringraziamo e liberiamo Stefano Osti, perché insomma con lui è sempre un piacere parlare, gli tolgo io la maschera. Il piacere è mio. Grazie Stefano, restituisco
il microfono allora all'amico Fabio Lubrani. Andiamo a goderci la ripresa, le squadre stanno per entrare in pista. Fabio, lo chiedo sempre al mio amico Maurizio Ceccarelli, intanto stiamo vedendo qualche replay del primo tempo, lo chiedo anche a te, cosa hanno detto i due allenatori negli spogliatoi? Senti, secondo me Federico Paghi ha parlato ben poco, perché mentre intervistavi il presidente dell'Edifox la formazione già a 3-4 minuti fa era già tutta quanta in panchina. C'è un po' di nervosismo sinceramente, perché non si attendevano secondo nessuno credo una partita così difficile e così con il vantaggio del Breganze, tutto sommato anche meritato questo primo tempo, e quindi c'è tanta voglia di tornare a giocare, quindi abbiamo proprio in questo istante sentito il fischio d'avvio Sì, della ripresa la partita, attacca il Grosseto, pallina indietro per Paghi, ricordo deve giocare ancora per una trentina di secondi con 3 uomini del power play, e quindi il Breganze può sfruttare questa opportunità, mentre il tiro dalla lunga distanza finisce alto. È pronto Mario Rodriguez a tornare sul Sì, terreno, è pronto diciamo. Mario Rodriguez a rientrare subito in pista. Manovra sempre la formazione veneta, poi il tiro da parte di Mattia Ghirardello, la palla larga, ma sempre la formazione di Gonzo lì a manovrare. Poi il tiro di Gallifa, lui il bomber di questa partita, 2 gol nel primo tempo. Avanza Saavedra, intenta a cercare Stefano Paghi, passaggio per Danna inseguito dal Santo, ancora Paghi, vuole mantenere un po' il possesso, inseguito, poi alza la pallina ma la butta praticamente nell'angolo. Devo dire la verità, dobbiamo farci capire cosa è successo, perché, sì, perché probabilmente ha preso un secondo cartellino blu anche la panchina del Grosseto, perché sta giocando ancora con 3 giocatori, era uscito per il cartellino blu proprio Mario Rodriguez a 1 minuto e 30. Sì, infatti, però aveva fatto anche gol, quindi Gallifa non era e quindi probabilmente c'è stato delle proteste che ci siamo persi durante le squadre che si erano andate negli spogliatoi, perché non l'avevamo veramente vista. Magari a fine gara lo chiederemo, Fabio, perché sono passati ancora Ghirardello, la parata di Saitta, 2 minuti e 15 secondi. sì, qui insomma la differenza aumenta. Allora probabilmente c'è stato un cartellino rosso alla panchina, perché Rodriguez è lì. Sì, è pronto lì accanto quindi a Federico Paghi, quindi questo però ce l'avevamo perso, probabilmente qualche fuori dalle dirigente, telecamere, fuori, non inquadrato, o perlomeno insomma io non me ne ero accorto che c'era stato questo cartellino rosso, e quindi il cartellino rosso sono 4 minuti di inferiorità. Grosseto allora si difende, dal Santo va al tiro, Saitta para, arriva un fischio, toccato con il piede, probabilmente un tocco con il pattino, mentre rientra col cambio per Danna, però sempre esce Danna, rientra Mario Rodriguez. 3 minuti netti con l'uomo in meno con il cartellino rosso. Allora c'è un altro minuto, quindi in sostanza alla fine 6 minuti in inferiorità. Sì, un minuto e mezzo, anzi 30 secondi, qualcosa in più, ma insomma 1 minuto e mezzo della fine del primo tempo, dopo il gol realizzato da Gallifa. Sì, è rientrato, ci ha messo Rodriguez, praticamente 3 secondi ha giocato in quel caso con l'uomo in meno. Sì. Tanto sempre dal Santo, anche se il Breganze non riesce a sfruttare questa superiorità numerica.
Il tiro da parte di Gallifa, la parata di Saitta, poi Rodriguez lotta nell'angolo, ma arriva il fischio che premia l'esperto difensore argentino Mario Rodriguez, 34 anni. Riparte Saavedra mentre è pronta a rientrare Danna. Rodriguez, Sì, poi Saavedra. scaduto adesso la penalità con il rientro di Danna. 4 minuti di inferiorità numerica non hanno portato nulla a favore del Breganze, che giocava con un uomo in più. Allora Saavedra deve recuperare un gol. Danna nell'angolo, Sì, effettivamente è l'unica spiegazione è quella. sì. Recupera la pallina dal Santo, andava a vedere Fabio Lubrani, ha cercato di vedere le note, ma sul sito della federazione sì, effettivamente è scappata a tutti, perché è qualcosa che è successo fuori dal rettangolo probabilmente di alla gioco. panchina, e quindi ecco spiegato il motivo dei 4 minuti. Spiega ancora di più il nervosismo della panchina al rientro, mentre noi effettuavamo l'intervista al presidente. La panchina è rientrata 3-4 minuti prima della sirena, della fine, insomma, diciamo così, del tempo di riposo. Si erano messi d'accordo per giocare, insomma, per stringere i denti in difesa. Intanto Stefano Paghi, Rodriguez, cercare Saavedra. Fino a questo momento anche i falli di squadra non sono un fattore. Intanto la botta di Rodriguez, Zanfi. Attenzione. Fa la parata dalla parte opposta, Saitta respinge. Può ripartire Stefano Paghi, mentre finito a terra Romeo Danna. L'arbitro Franco Ferrari arriva nei pressi. Il fallo di Battaglin. Rimessa in gioco, non c'è stato fallo di squadra. Allora Paghi, anzi sì, 5 falli per parte, quindi si pareggia il conto. Ma, come detto, fino a questo momento insomma non sono un fattore. Siamo lontani da battere il tiro libero. Va Paghi, un po' di spazio, c'è stato il blocco però di Saavedra, e dunque la punizione in favore del Breganze. Pallina che ritorna alla formazione rossonera. È entrato in pista anche Pietro Agostini e c'è rigore proprio per il fallo su Agostini. L'intervento di Paghi è stato sanzionato. Sì, dopo 6 minuti il fallo di Stefano Paghi porta a rigore dal Santo. Che va a sfidare Michael Saitta. Massima punizione Stefano Dal Santo, lui qualche rigore l'ha tirato in campionato. Va il tiro Dal Santo, para però Saitta, si rimane sul 2-1 vantaggio rossonero. 2 su 6 dai tiri dai 5,40 m, mentre va Paghi, ma recupera la pallina Agostini, probabilmente ha trattenuto la sfera. C'è il fallo, abbiamo rivisto intanto il rigore parato da Saitta. Saavedra, ancora qualche contatto in area, sempre Agostini protagonista da una parte all'altra delle due aree. Fabio recupera Dal Santo, tenta di andare in contropiede, sbaglia però l'appoggio. Ora Danna, va Stefano Paghi, a spazio, il tiro, gol! Pari, 2. Il pareggio di Stefano Paghi, 2-2. 6 minuti e 38 sul cronometro. Stefano Paghi da sinistra non ha perdonato. Pallina che supera Enrico Gonzo. Intanto ancora una discussione di Federico Paghi, ma rivediamo il gol. Il tiro dalla lunga distanza non ci è arrivato Zanfi. Non so cosa hai visto
Federico Paghi che continua a chiamare. Intanto pericolo con Saavedra. Stefano Paghi, 9 gol in campionato. Mentre il nipote segnava, praticamente Federico Paghi è come scatenato. Chiede l'intervento degli arbitri. Si sta parlando, diciamo, il terzo uomo. Mi sta dicendo qualcosa, ma noi da qui non l'abbiamo ben capito. Intanto ancora una conclusione, la respinta di Zanfi, trema il Breganze, lotta ancora Agostini, la butta in avanti, ma lì c'è Mario Rodriguez, ancora Saavedra, così sembra aver cambiato marcia, ancora Saavedra, il tiro, ma arriva un fischio, il fallo commesso in attacco, in un amen sono saliti i falli di squadra, 7 per il Grosseto, 6 per il Breganze. Saavedra attacca, porta a spasso la pallina, indietro a cercare Paghi. Un match che secondo me regalerà forti emozioni. In questo punto ci aspettiamo di tutto, perché le due squadre veramente adesso in campo stanno dando il massimo. Intanto vediamo rigore. C'è stato il tocco in area da parte di Dal Santo, che ha spostato la pallina praticamente di coscia. Vediamolo. Qui c'era il tiro di Paghi e Dal Santo con un piede a terra. Eccola qui dalla telecamera laterale, forse lo vediamo meglio, era nettamente in area. Eccolo sì, praticamente a cavallo dell'area di rigore. Un rigore stile VAR del scorso campionato di calcio. Questo però è una grande occasione per la formazione maremmana. Dopo 7 minuti e 44, penalty per i biancorossi. Staremo a vedere chi va a battere decisamente possiamo dire il tiro. Si sono alzati i toni dell'incontro, non solo dal punto di vista agonistico, ma è anche una continua susseguirsi di proteste da una parte all'altra, e gli arbitri hanno un bel da fare, dicevi. Situazione falli che si è un po', diciamo, impennata. Ti devo dire la verità, a un certo punto credo che la partita, insomma, era chiaro, saliva di tono, probabilmente Stefano Paghi andrà a battere il penalty. Sono visto tutt'altro che falli. Anzi no, forse Saavedra. No, anzi, l'arbitro Franco Ferrari ha richiamato 2 capitani, probabilmente non vuole discussioni in pista, si lamenta Federico Paghi, non so cosa è successo. No. Ha preso il warning. Federico Paghi ha preso un warning in panchina, quindi una munizione per le proteste. Non dà rigore, non c'è allora il penalty, ecco perché le proteste. Era stato assegnato il penalty prima del time out, poi però è arrivata la decisione con la rimessa in gioco dal vertice alto dell'area di rigore. Sembrava a cavallo della linea, Fabio, io sai, non do mai giudizi definitivi, però sembrava di coscia, era in area, sembrava di sì, poi chiaramente addirittura ci sarà l'ingaggio, la rimessa in gioco, recupera la pallina al Breganze, sono tornati, come si dice, sui suoi passi i fischietti, per questo con un richiamo in più a carico della per questo, insomma, Paghi si è arrabbiato, si è beccato il warning. Stasera continua a mettersi le mani nei capelli. Non è serata facile per l'allenatore del circolo pattinatori. Dal Santo bloccato da Saavedra, che poi va a scontrarsi con il suo compagno, era Mario Rodriguez finita a terra. Ci sarà da discutere a fine partita per le tante decisioni che lì per lì non abbiamo capito, come il rosso alla panchina è costato i primi 4 minuti in inferiorità numerica per il Grosseto, poi questa decisione che abbiamo visto, insomma, sembrava rigore e poi dopo ingaggio. Sì. Comunque ricordiamo anche il warning è stato assegnato contro, cioè sul cartellino ci va Stefano Paghi, ovviamente è stato lui a prendere il Paghi, c'era sempre. Sì, il warning. E dopo poi l'arbitro ha dato le spiegazioni ai 2 capitani e lì abbiamo capito che non era penalty.
Riparte allora il Grosseto con Danna, manca sempre una vita, quasi 16 minuti a chiudere questo match. Ricordo 19ª giornata del campionato di Serie 1 dalla pista di Via Mercurio in diretta televisiva. Intanto arriva un altro fischio, sembra rigore. Sulla Sembra penetrazione di Stefano Paghi. E allora sì, questa volta è rigore. Non è più dopo quasi 8 minuti, ma quasi dopo 9. Abbiamo visto nel replay l'ingresso in area. Eccolo qua. Lo rivediamo. L'avanzata di Paghi, il tocco per il fallo, probabilmente fischiato a Mattia Ghirardello. Sì, credo Ghirardello sia andato direttamente sul giocatore. Sempre Stefano Paghi a sfidare Zanfi. Va Paghi, il tiro, gol! Il vantaggio maremmano di Stefano Paghi, 3-2 dopo 9 minuti e 20 secondi. Paghi buca nuovamente Zanfi, doppietta per Stefano Paghi praticamente in poco meno di 3 minuti. Ma il numero 8 è successo di tutto. È successo di tutto. Minuti. Il numero 8 biancorosso ha insaccato due reti più un warning per... i 2 gol che cambiano il corso di questo match, ma ancora partita equilibratissima. Tanto finisce a terra Saavedra, c'è stato il tocco di Gallifa. Primo vantaggio dell'incontro. Vantaggio del Grosseto della partita. Tanto Paghi in area, aspetta qualche compagno, tenta di mettere in mezzo, ma interviene Zanfi. Al recupero dal Santo, mentre dalla panchina Federico Paghi fa alzare nuovamente Andrea Fantozzi. Il tiro da lunga distanza, la pallina sfiora la porta di Saitta. Poi arriva il fischio, sarà da rimettere in gioco la sfera. C'è stato concesso anche fallo di squadra su questo intervento di Mario Rodriguez. Salito a 8 i falli di squadra del Grosseto, 7 quelli del Breganze. Intanto il tiro da lunga distanza, la respinta di Saitta, poi in contropiede Mario Rodriguez in area, si lamenta per un tocco sul bastone. Gli arbitri questa volta non hanno intenzione di fischiare, allora dal Santo, pallina per Ghirardello, con loro 2 giocatori più di esperienza dell'Anaro. Poi Saavedra deve girare però a largo, prova un alza e schiaccia, lì dal Santo chiude tutto. Dalla parte opposta la gran botta di Dalla Valle, la parata di Saitta. Poi Stefano Paghi, gol di Stefano Paghi, 4-2 Grosseto. Che cannoniere questa sera Fabio. Stefano Paghi, tripletta per il numero 8 biancorosso. Nel giro aggiunge un altro minuto, un altro gol, 3 gol nella ripresa per Stefano Paghi. Questa botta che ha incrociato sotto la traversa, vediamo ora. Sì, rivediamo dalla camera piazzata nell'area di rigore, il tiro quasi dal limite dell'area. Sorpreso sul primo palo e ora va a riposarsi Stefano Paghi, che ha cambiato nella ripresa veramente il volto della squadra di casa. In sostanza dopo 6 minuti e 38 a 10:56 tripletta di Paghi. Il Grosseto era sotto 2-1, ora è avanti 4-2. Arriva anche un fallo della formazione veneta, quindi si pareggia il conto a 8. Stefano Paghi ha fatto vedere il suo repertorio, la botta dalla distanza media e anche dal dischetto. Rodriguez, Fantozzi, Saavedra, Danna tenta la rifinitura ma non arriva la pallina, allora dal Santo prova Ghirardello, c'è il fallo in attacco. Probabilmente il blocco di Gallifa, glielo sta mimando l'arbitro Franco Ferrari, mi sta dicendo non ti puoi piegare e nono fallo di squadra e quindi ora fare sostanzialmente un blocco illegale. Grosseto che può manovrare, non si ferma
più di tanto la partita. È andato in bonus quindi anche il Sì. Breganze in questo momento, quindi si giocherà anche ora con la situazione falli. In questo momento il Grosseto è lì, se vuole tornare a ridosso del Sandrigo, che con la vittoria a Sarzana si è portato a 25 punti. Il Grosseto è a 21 in Anzi, 10ª posizione, di Fantozzi che viene intercettato. coabitazione con il Correggio. Dal Santo, Girardello, c'è il fallo di Fantozzi e allora si pareggia a 9. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus di falli. Sembrava una partita tranquilla, in praticamente Ma la ripresa è stata di tutt'altro metà spessore. tempo è successo di tutto. Abbiamo passato ora la metà del secondo tempo. Prova Dal Santo, è entrato in pista anche col numero 3 Nicolas Bangert, 18 anni, un gol in campionato. Peperino, sempre della cantera rossonera. Tanto arriva un fischio, sarà la rimessa in gioco. Andrea Fantozzi sulla pallina, vicino a sé Rodriguez, a largo per Danna, poi Saavedra. Grosseto manovra senza nessun disturbo, ora va Saavedra a incunearsi da destra, inseguito da Dal Santo. Rodriguez, una ventina di secondi per chiudere l'azione d'attacco. Fantozzi, che come ha sempre dichiarato vorrebbe rinverdire le gesta di babbo Giancarlo, che qui a Grosseto, ma su altre piste, ha fatto un pezzetto di storia. Ricordiamolo che il Grosseto è stato fondato nel 1951, 5 campionati in Serie 1, l'ultimo nel 1978. E tra quei giocatori di quelle annate storiche, Raul Martinazzo, che ha fatto qualcosa di epico, è stato uno dei migliori giocatori in assoluto di questo sport, l'argentino. Proprio Fantozzi, Giancarlo Fantozzi, Massimo Mariotti, Enrico Mariotti, che però era più giovincello. E soprattutto tanti trofei vinti dalle formazioni giovanili, un campionato nazionale juniores nel 72, 3 esordienti nel 75, 78 e 80, 3 campionati ragazzi nel 78, nel 1982 84 e 2 campionati nazionali allievi nel 1980 e nel 1981 e anche 2 medaglie d'oro ai Giochi della Gioventù nel 78 e nel 1980. Il Breganze non è una squadra da sottovalutare perché, fondata nel 61, ha al suo attivo in bacheca 2 scudetti, quelli vinti nel 76 e 79, 4 Coppa Italia, 68, 75, 2014, 15 e 2018-2019 e una Supercoppa nel 2015. Intanto parte Fantozzi, ha un po' di spazio, poi però decide di frenare. All'andata Fabio, questa partita finì 4-2. Il gol furono di Agostini e Ghirardello per il Breganze e poi doppietta di Saavedra e doppietta di Paghi, che dunque sembra avere un conto aperto proprio contro il Breganze. Attualmente siamo sullo stesso risultato. Intanto ora la paratissima di Zanfi sull'incursione di Fantozzi. per 2 volte si oppone il portiere del Lanaro. Sì. Ora restano a terra i giocatori, con Saavedra all'ultimo che si rialza. Dicevamo comunque 4-2 all'andata, 4-2 al ritorno, per ora entrambi. Però manca una vita, 9.50, quindi Qui stiamo per assistere a 10 minuti di fuoco, di fuoco, assolutamente. Anche perché devo dire la verità, la temperatura non è proprio così per essere in Maremma. Insomma, si sta un pochino meglio dei giorni scorsi, ma sempre un certo freschino. E quindi ben volentieri assisteremo a questi 10 minuti infuocati. Intanto c'è un ingaggio chiamato dall'arbitro Roberto Giovine di Eboli. Arriva anche l'arbitro Ferrari a sincerarsi. Saavedra E compagni. nel compagno sulla pallina. Saavedra la butta nell'angolo, la recupera dalla parte opposta per Danna. Siamo sempre 9 falli per squadre, qualche minuto fa, poi le squadre sono un po' calmate. Danna non riesce a buttare via la pallina, poi
commette un'ingenuità, 10° fallo del Grosseto, perché a quel punto quando Danna buttava via la pallina non si può Ha fare. allontanato la pallina e quindi a 9 minuti e 22 dalla sirena, E Gallifa 10° fallo, quindi per Gallifa tiro libero. va a battere la punizione di prima che potrebbe riaprire la gara, anche se non è mai chiusa, perché figuriamoci, insomma, questo è uno sport dove può succedere di tutto. Ma soprattutto stasera ce l'ha dimostrato il Breganze col suo sì. atteggiamento. Parte Paul Gallifa davanti a Saita, le finte, gol! Il gol di Paul Gallifa, tripletta anche per lo spagnolo. Una sentenza questa sera su punizione di prima, 2 su 2, e quindi 7 su 16 dal tiro libero dei 7,40 metri. Paul Gallifa Anfrunz, giocatore molto interessante, con questi 3 gol si porta a quota 15 in campionato, lo stiamo rivedendo, pallina a fil di palo, tutto da rifare per il Grosseto. È riuscito a sbilanciare del tutto Saita, che si era praticamente gettato tutto sulla destra, quindi poi lo ha infilato sul palo opposto. Anche uno specialista in questi tiri piazzati, lo spagnolo. Intanto Federico Paghi ha chiamato un time out, prova Fantozzi ma è chiuso da Battaglin. Allora palla per Danna che finisce a terra, Dal Santo recupera, si lancia al contrattacco il Breganze, la botta di Dal Santo, la parata di Saita. Saavedra, Danna, passaggio ancora per il proprio capitano, va Pablo Saavedra, Pablo Nelson Saavedra a cercare Rodriguez, chiuso. Allora il Breganze si rigetta in attacco con Compagno, pallina per Battaglin, la paratissima di Saita. Bel contropiede questo, Fabio. Assolutamente sì, che Battaglin ha avuto l'opportunità di pareggiare, poi si lamenta sul tentativo di disimpegno di Mario Rodriguez, chiedono il fallo, ora c'è Fantozzi che si getta in area di rigore. Formazione giovanissima quella in pista del Breganze, il solo Dal Santo 28 anni, gli altri sono tutti super giovani. Da diversi minuti anche per Bangert in campo, che si sta insomma disimpegnando, direi, come i grandi. Sì, Nicolas Bangert, 18 anni, sembra un bambino, ma A guardarlo anche molti meno. a guardarli meno, ma in pista ha subito dimostrato cattiveria agonistica. Danna, Saavedra, ancora Saavedra, chiuso per un attimo, prova un alza e schiaccia, la pallina filtra ma allarga. Allora Battaglin, 19enne, scarica per Dal Santo, 28enne. Ora arriva Filippo Compagno, poi il tiro, palo Danna. di Danna e il time out, perché la pallina è finita fuori dalla pista di Viale Mercurio. 4-3, Gara, 7 minuti a chiudere il match. gara che ci riserverà sorprese sino all'ultimo secondo. Perlomeno ci stavo divertendo, non è una partita anonima come si suol dire. Chiaro, però Mattatori dell'incontro sicuramente, ne abbiamo tessuto le lodi, giustamente direi triplette da entrambe le parti, per Gallifa e per Paghi, quindi, ma soprattutto un secondo tempo che ha visto ribaltamenti di risultato e con una situazione falli che poi vedrà anche essenziale la gestione dei tiri da fermo. sì, praticamente l'unico gol segnato da un estraneo è quello di Saavedra. Sì. Il pari di Saavedra realizzato nel primo tempo, il primo pareggio della formazione di casa. All'11° dopo che Gallifa, dopo 2 minuti e mezzo, aveva portato in vantaggio suoi. Qui abbiamo visto la possibilità del 4-4, era stata affidata a questo bel contropiede con Battaglini che si è trovato davanti a Michael Saita. Ci prova allora il Breganze in questi ultimi 6 minuti e 50. Va Dal Santo, un po' di spazio, va al tiro, la palla in aria, l'allontana Compagno con il pattino. Allora Stefano Paghi, ributtato nella mischia, si affida al quintetto forse più collaudato insieme a Fantozzi in area di rigore.
Federico Paghi. Fantozzi manovra, Paghi. Cercare Saavedra, ora Rodriguez. Lo scarico ancora per Stefano Paghi, anche lui pericolo pubblico in aria, gol! Quarto gol. Poker per Stefano Paghi. Serata eccezionale per il numero 8 del Grosseto, Stefano Paghi, 27 anni. È arrivato al 12° gol in campionato, un terzo le ha segnate stasera. Sì, non Davvero... credo la miglior serata della stagione, tanto sì. va la conclusione dalla distanza, il capitano del Panaro e praticamente ingaggia quasi praticamente 5-3 Grosseto. Partita non è finita, però ancora è 6 chiaro minuti da giocare. che Paghi quando entra è una sentenza, e poi c'è sempre il nono fallo di squadra come spada di Damocle per il Breganze. Ma Ghirardello inseguito proprio da Paghi, chiude Rodriguez, arriva il fallo di Ghirardello e allora il decimo fallo richiesto da Stefano Paghi, da Federico Paghi. Da Federico Paghi che sta ingaggiando un duello col primo arbitro che lo marca stretto. Sì, 9 minuti. Quindi 10 falli pari, e quindi 17. il tiro 19 minuti e 17 sul cronometro. affidato a Saavedra. Saavedra va sulla mattonella, la punizione di prima. Tutto pronto, il silenzio, la tensa struttura di Via Mercurio. Va Pablo Saavedra, le finte e c'è il gol del 6-3 di Pablo Saavedra. Scappa via il Grosseto in questo finale E si porta più 3 mancano con la doppietta di Pablo 5:38 alla chiusura del match. Adesso recuperare per il Breganze, si fa in salita, doppietta anche per Pablo Nelson Saavedra, 22 gol in campionato, che abbiamo visto nel replay, ha realizzato alzando e schiacciando la pallina. Sì. Davvero di classe, come si suol dire. Aveva sbagliato nel primo tempo Saavedra la punizione di prima, si è rifatto nella ripresa. 3/12 il gol dalla mattonella dei 7,40 m. C'è da battere per la punizione in zona d'attacco per il Breganze. Dal Santo il tiro, la palla filtra ma Saitta blocca tutto, poi Saavedra inviata a cercare Paghi, vuole manovrare un po' il Grosseto. Rodriguez però scivola, commette fallo Filippo Compagno. Continua a correre il contafalli. Sì. Rischiamo di avvicinarci anche ai 15. Per ora siamo 11 per parte. Comunque Breganze non fiaccato da questo allungo dell'Edilfox, ha messo un po' più al sicuro. Rodriguez, Saavedra, ora per Fantozzi, tenta di mettere in mezzo ma lì c'è Dal Santo, poi il tiro di Saavedra, la parata di Zanfi dalla parte opposta, Ghirardello in area ma non ha un buon controllo Filippo Compagno. Allora Grosseto che può manovrare in questi ultimi 4 minuti e mezzo. Recupera la pallina Mario Rodriguez, che va a commettere fallo schiacciando la sfera alla balaustra. Dalla parte opposta Gallifa, ma lì c'è Stefano Paghi. Ora Rodriguez, passaggio a cercare Fantozzi, la parata di Zanfi. Si lamentano i giocatori del Grosseto perché il portiere avrebbe schiacciato la pallina. Gli arbitri però non sono di questa idea, vogliono palla a 2. Sentito chiaramente senza pubblico, si sentono fortissime le richieste da parte della panchina. E questa è intanto paratissima di Zanfi. La palla comunque non era stata proprio trattenuta fino in fondo. Poi perde anche il guantone per allontanare. Da Zanfi.
aveva cercato insomma di renderla disponibile per farla giocare. Sempre Lanaro a manovrare, prova da dietro porta Compagno, chiuso, Fantozzi, nulla da fare perché recupera Gallifa, poi il tiro e c'è il rigore, si lamenta Saavedra, ma lo scontro in area proprio ha portato al tiro sul rigore, e va Gallifa. Rivediamo adesso. Lo rivediamo qui nell'azione concitata. Il pattino di Stefano Paghi, ma non sembrava che fosse andato a cercare la pallina, ma insomma va Gallifa per anche lui per il poker. E realizza Paul Gallifa 6-4. Questo match non finisce mai. Ancora una volta la sinistra del portiere, ma è precisissimo questo sì. Giocatore, insomma, ci ha fatto vedere anche un rigore, 2 su 3 dalla mattonella di 5,40 metri. 6-4, 10 gol, una partita e 3 minuti e 30 da giocare e ancora una vita, potrei dire. Abbiamo rivisto il rigore. Rodriguez prova il tiro a volo Fantozzi, ma c'era stato l'intervento probabilmente di Dal Santo. La palla è infilata in rete, ma la rimessa in gioco non c'era stata, l'arbitro non aveva fischiato. Accade spesso, in realtà sono un po' novizio dello sport, però continuamente vediamo battere le punizioni in anticipo rispetto al fischio dell'arbitro. Quando c'è un po' di stop al gioco è chiaro che ci vuole il fischietto. Stefano Paghi manovra, sempre 2 gol di vantaggio però per la formazione maremmana, quando stiamo per arrivare agli ultimi 3 minuti. Se a questo punto la formazione grossetana deciderà per gestire il tempo più che accelerare come ha fatto fino ad ora, cercando di trovare la difesa avversaria scoperta. È chiaro che il Breganze attacca, anche perché non sembra, ma questa è la 18ª sfida tra Grosseto e Breganze in regular season, tra campionati Serie A1 e Serie A2. Fino a questo momento a Grosseto il bilancio è in perfetta parità, 2 vittorie maremmane, 2 vittorie venete, 4 pareggi. Il tiro intanto di Dal Santo, la respinta di Saitta. In totale però 8 i successi veneti. Ancora Saitta allontana, il tiro di Compagno, recupera la pallina Paghi, va a Saavedra. Chiuso fra 2 avversari, ma il capitano rimane in possesso. Poi Paghi tradito da un rimbalzo. Mancano 2 minuti, allontana la pallina. Arriva il time out, c'è da respirare anche per noi, Fabio, perché non sembra un match intenso, soprattutto in questo secondo tempo dove è successo di tutto. Ricordiamolo, all'intervallo si era andati con il Breganze avanti 2-1 e ci siamo ritrovati dopo l'intervallo con un cartellino che non abbiamo potuto raccontarvi perché non ripreso dalle telecamere, ma sicuramente un cartellino rosso del quale chiederemo fra poco se a termine della partita ai protagonisti direttamente. Per il Grosseto che ha giocato i primi 4 minuti. 4 minuti con l'inferiorità numerica senza subire marcature, ma da lì poi è risultata tutt'altra partita sia per Lady Fox che per il Breganze. Intanto stiamo... È ancora in partita, ricordiamo, 2 minuti. No. In 2 minuti può succedere di tutto. 2 minuti, 2 gol. Questo è uno sport che in 30 secondi cambia. E stasera abbiamo raccontato 2 pokeristi sul terreno di gioco. Li vediamo lì vicini, quasi vicini, insomma, Gallifa. Ci prova allora il Breganze con Dal Santo. Avanza da sinistra, mette in mezzo Compagno per un attimo, poi la pallina finisce sulla rete, ci sarà dunque ingaggio.
Sempre in attacco i rossoneri veneti che provano a riaprire la contesa, ma la pallina schizza sulla stecca di Stefano Paghi e con l'esperienza cerca di mantenerla. Poi Rodriguez, Danna, quintetto titolare per Federico Paghi, poi Danna non si intende, ci sono i richiami di Paghi, ma trascorrono i secondi, 90 a chiudere il match. Il Grosseto è avanti 6-4. Va Saavedra, tenta di allungarsi, porta avanti la pallina, la parata di Zanfi, aveva fatto una gran giocata bene, tutto bene Saavedra, il capitano biancorosso. Ancora Dal Santo ha dato un'occhiata all'orologio, poi il tiro da lunga distanza, Rodriguez va alla respinta. Ancora Paghi, la butta in avanti, c'è in area Danna, libera in qualche modo la difesa con Gallifa, cercare il gol Compagno di Filippo Compagno a 41 secondi dalla fine. Compagno rende incandescente questo finale, 6-5. Mai dire mai, mai dire mai. Si arrabbia moltissimo l'allenatore dell'Edifox, mancano 40 secondi. Ancora Saavedra, intanto l'amico Fabio Lubrani va a cercare di recuperare il microfono per le interviste del dopogara. 30 secondi per chiudere il match. Breganze è lì, ha un'incollatura. Arriva però il fischio, il fallo commesso da Ghirardello. Può gestire la pallina, la formazione biancorossa, anche se non è così semplice. Va Saavedra nell'angolo, la vuole tenere un po' lì, riesce a scaricare per Danna, poi indietro per Stefano Paghi, passaggio a Mario Rodriguez, poi ancora nell'angolo per Saavedra che si allarga, porta avanti la sfera, poi ancora per Paghi, Rodriguez, siamo entrati negli ultimi 10 secondi, ancora Danna, chiuso, la palla schizza per Compagno, ma Paghi lo tiene lì e allora vince il Grosseto che batte per 6-5 il Lanaro Breganze. Una bellissima partita qui in Viale Mercurio, risultato che premia la formazione biancorossa, ma il Breganze ha onorato alla grandissima questa sfida. Il Grosseto nella ripresa ha cambiato decisamente marcia e non c'è stato nulla da fare, anche perché insomma a un certo punto il risultato era a 5 minuti alla fine per 6-3 con il gol di Saavedra. Intanto rivediamo i gol, questo di Gallifa, l'1-0 nel primo tempo, eccolo qui, mentre Fabio Lubrani ha già guadagnato la pista. Poi è arrivato il pareggio di Saavedra in power play, sempre nel corso del primo tempo, con Dal Santo che non è riuscito a intervenire. Poi la punizione di prima ancora dello spagnolo Gallifa e palla nel sacco. Questo era il 2-1 per il Breganze. Invece siamo già nella ripresa, la botta di Stefano Paghi per il 2-2 dopo 6 minuti e mezzo. C'era stato l'errore dal dischetto di Dal Santo in precedenza, mentre non so se Marcello Bulgarelli ci sta ascoltando. Qui poi Stefano Paghi ancora dal dischetto per il gol del 3-2 con Dal Santo. Attendiamo un attimo che Marcello Bulgarelli ci dia l'ok, stiamo rivedendo i gol. Qui c'è stata l'occasione per Gallifa ancora dal dischetto,
Possiamo andare allora con l'intervista, prego, a Fabio Lubrani insieme al capitano del Breganze, Dal Santo. Sì, siamo con Dal Santo, allora una partita bellissima, siete arrivati sul filo della sirena quasi a pareggiarla, grande prestazione, primo tempo avanti meritatamente, insomma questa squadra non sembra avere un punto. No, sicuramente siamo soddisfatti di questo periodo in cui stiamo dimostrando comunque che non valiamo un punto nella classifica. Certo, dobbiamo ancora stare attenti a alcuni episodi che ci castigano ancora molto, però devo fare anche i complimenti a Saita, soprattutto stasera, che è stato molto impegnato a mio avviso, e complimenti anche a tutta la mia squadra, perché stiamo dimostrando appunto che c'è una crescita nonostante la giovane età di molti di noi. Senti, come ricordavi, una squadra molto giovane, diciamo un giocatore straniero praticamente, che stasera ha realizzato un poker, pochi giocatori di esperienza, magari non vi aspettavate però un campionato così difficile, alla fine tutto sommato quello che abbiamo visto questa sera è una squadra che in A1 ci potrebbe anche stare. No, sicuramente quest'anno il campionato è molto equilibrato, succede sempre che ogni partita c'è qualche, tra virgolette, sorpresa che una squadra da metà classifica o bassa classifica vinca con le prime della classe, e quindi noi diamo tutto ogni partita perché siamo consapevoli che il risultato lo possiamo comunque portare a casa. Anche stasera sappiamo che il Grosseto comunque è un'ottima squadra, ma abbiamo dato del filo da torcere, peccato appunto nel finale eravamo lì diciamo. Ci è mancato poco anche questa volta. Sì, ci è mancato veramente poco, però non sono mancati i nostri complimenti, quindi in bocca al lupo, se giocate così comunque sicuramente da qui alla fine della stagione vi preparerete al meglio. No, sicuramente il nostro obiettivo è comunque di crescere, di far crescere i giovani, che prendano responsabilità in pista e arrivare ai play-out nelle migliori condizioni possibili per rimanere in questo campionato. D'accordo, allora ti ringrazio, buon rientro e in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie a voi. Bene. Io, se posso ora intanto vado a recuperare un altro protagonista. Perfetto, intanto abbiamo rivisto i gol di questo match mentre si sta rimettendo a posto la pista di Viale Mercurio. Vediamo allora tutti i risultati della giornata. L'ultimo che mancava era questo tra Edil Fox Grosseto e Lanaro Breganze, vittoria dei Maremmani per 6-5, una vittoria importante perché recupera quei 3 punti per il 10° posto che sta facendo il Grosseto, mentre arriva al microfono di Fabio Lubrani, questa è la settimana completa, Breganze ferma a un punto, Stefano Paghi, autore del poker che ha regalato sostanzialmente la vittoria alla formazione maremmana. Sì, eccoci qua con l'altro protagonista, l'altro pokerista, l'abbiamo detto, quindi Stefano stasera 4 gol, però ci devi dire prima di tutto cos'è successo all'intervallo, perché chiaramente 4 minuti con l'inferiorità numerica è successo qualcosa e noi dalla postazione non abbiamo capito. Sì, è successo che un dirigente nostro ha protestato un po' troppo nel tunnel degli spogliatoi e è stato espulso. E niente, si è riniziato il secondo tempo con 4 minuti di inferiorità. Siamo stati bravi a tenerci sul 2-1 e poi da lì è iniziata la rimonta. Si sapeva che sarebbe stata dura e tutte le partite sono così, c'è da lottare fino alla fine. Dispiace perché l'avevamo un po' staccata a 5 minuti dalla fine e siamo stati un po' ingenui a prendere 2 gol e a riportarli sotto, però va bene così. 3 punti fondamentali. Per te sei stata straordinaria, 4 reti, mi sembra la prima volta questa stagione. L'avversario si è dimostrato non da ultimo in classifica da un punto, ma forse è così tutto il campionato, c'è abbastanza equilibrio e anche voi praticamente vi davano come una delle formazioni impegnate per la lotta per la salvezza, siete lì per lottare invece per i playoff. Sì, siamo lì in una posizione tra i play-out e i play-off, si sa che sarebbe stato un campionato duro da giocare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita e poi da lì tireremo le somme. Niente, siamo soddisfatti per ora di questa vittoria e continueremo ad andare avanti. Noi vi seguiremo allora in questa rincorsa del playoff. Comunque grazie mille e complimenti per la prestazione. Grazie mille, arrivederci.
Prego allora anch'io a Stefano Paghi, soprattutto a Fabio Lubrani. Non so se dalla regia c'è altro, abbiamo visto anche correre Fabio per rientrare nella nostra postazione. Questo è il prossimo turno, la 20ª giornata che si giocherà nel prossimo weekend, e poi il posticipo televisivo che è cambiato tra Rolle Scandiano e Monza, anche perché la partita dovrebbe essere Lodi-Follonica, ma nella fine settimana di fine febbraio si giocheranno le semifinali, scusate, i quarti di finale della Coppa Italia, e quindi il Follonica è impegnato a Valdagno, così come il Lodi, e quindi non era giusto, insomma, dare pochi giorni di riposo alle due squadre. E allora queste sono le partite in programma. Valdagno appunto che gioca in casa, e poi insomma eccole qui tutte le partite della giornata. Ringrazio perché questa è sicuramente la partita clou della giornata: Valdagno Forte Marmi, poi Breganzo che ospita il Montebello, Bassano Grosseto, Sandrigo Trissino, altro big match, Lodi Follonica, Correggio Sarzana e Scandiano Monza. Anche per Beatrice Uvelli e Fabio Lubrani è davvero tutto con tutto. Ringrazio in regia Marcello Bulgarelli, Dario Giovannelli, un saluto e un ringraziamento da Fabio Lubrani altrettanto, un saluto e un ringraziamento alle prossime sfide con l'hockey su pista.